Ritrovare la socialità, vivere la cultura facendola rivivere in un viaggio che parte dalle scuole e vuole arrivare fino ai teatri, lì dove tutto è finto ma niente è falso. È partito il progetto Offline Ritrovarsi a Teatro, finanziato dalla Regione Veneto e destinato agli studenti dai 14 ai 18 anni. Una serie di laboratori dedicati alle arti performative che per la provincia di Vicenza vede l'Istituto di Formazione Irigem unico partner di riferimento. Una scelta che premia la filosofia dell'Istituto Rosatese, poliedrico e aggregativo. Questo laboratorio si chiama Me and the Theatre ed è proprio un laboratorio di teatro in lingua inglese e che utilizza la lingua inglese come strumento in più di comunicazione, anche di apprendimento e di socializzazione con i ragazzi. È un modulo di 20 ore diviso in 4 lezioni, da 5 ore ciascuna, e ha una prima parte nella lezione che si concentra di più sulla propedeutica teatrale, quindi laboratori, giochi, improvvisazioni, e una seconda parte invece che poi è più propensa e più focalizzata sul testo, quindi sulla letteratura inglese. Il teatro è uno strumento, lo sviluppo della lingua inglese è il compagno di viaggio che aiuterà i ragazzi di Irigem a migliorarsi anche in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro. L'entusiasmo degli studenti del quarto anno è stato sorprendente, a conferma di quanto la riattivazione dei tessuti relazionali sia un obiettivo per la scuola, ma al tempo stesso un'esigenza per i ragazzi. Io sono emozionatissima di poter riprendere in questo modo, soprattutto partendo dalle scuole e dai ragazzi che sono ancora in formazione. Quindi sicuramente c'è una grande adrenalina, c'è anche proprio un'aria frizzantina già qua a lezione oggi. Il progetto guidato da Irigem è destinato a coinvolgere tutti gli istituti superiori della provincia, che potranno a loro volta ospitare e organizzare laboratori teatrali, perché l'aggregazione passa anche dalla condivisione. Stanno rispondendo benissimo, sono tutti molto educati, come quando si vuole continuare a fare una cosa e si rischia quasi che si possa interrompere da un momento all'altro, quindi sono davvero appunto educati, sono molto reattivi, molto disponibili e li vedo proprio in ascolto. Non è un'attività indispensabile per la sopravvivenza, però lo è per il pensiero critico.